Il nostro territorio è così vasto e vario che capita di percorrere quotidianamente una stessa strada e non notare un piccolo sentiero che scende o sale, devia o prosegue verso una località che ancora non conosciamo. Il primo sentiero segreto che abbiamo deciso di intraprendere non sale in alta quota ma attraversa una piccola valle tra due colline, Refrontolo e San Pietro di Feletto. Crea una sorta di anello, ha una durata di circa un'ora e mezza e può essere percorso in camminata o in corsa lenta. La particolarità sta nel fatto che il sentiero incontra due tipologie di habitat. Da una parte il caratteristico sale e scendi tra le vigne, con ampie vedute dei classici panorami del Prosecco, dall'altra un sentiero stretto e piacevolmente ricco d'acqua, muschio e mangrovie, dove un fiume antico ha scavato grotte e cunicoli. Una giungla trevigiana con pozze d'acqua e una gran quantità di muschio, l'habitat ideale per una serie di anfibi come le salamandre, di insetti, ma anche per speciali varietà di farfalle e fiori. A questo punto il sentiero si stringe e si nasconde ai margini di una foresta di muschio dove le felci nascono sulle superfici di rocce scavate da un fiume che non c'è più. Sulle pietre è possibile scorgere i segni di questa antica presenza e nello specifico la forma con cui la corrente modellava le pareti. Il guado del ruscello non è impegnativo, due appoggi sulle pietre, disposte a passerella, e ci si trova dalla parte opposta. Inutile indicare una direzione precisa. In un verso o nell'altro, il percorso, che di primo acchito potrebbe sembrare labirintico, prosegue ad anello, volteggiando sotto un pendio morsicato dal tempo e colmo di cavità e grotte. Si raggiunge una sorta di grotta naturale, un rifugio che pare fatto apposta per fermarsi a far merenda. La grotta ha una storia particolare. Parrebbe che fino alla metà degli anni 60 questo rifugio venisse utilizzato da coloro che distillavano la grappa clandestinamente per nascondersi dalla Guardia di Finanza. Tornando indietro e guardando nuovamente il ruscello, si percorre una breve salita fino a raggiungere il culmine della collina. Tenendo i vigneti alla propria destra e andando in direzione di Refrontolo, ci si imbatte in un altro punto di interesse. Un piccolo edificio diroccato, chiamato la Casa dei Patrioti, dove il 14 ottobre del 1944 persero la vita 4 partigiani, stanati da un reparto di alpini repubblicani e di fascisti. Trotterellando giù per il sentiero, intravedendo le mura del cimitero di Refrontolo sul versante opposto, sarà possibile ricollegarsi alla salita e dare l'ultimo sano sforzo di polpacci per raggiungere la vostra vettura, tornare a casa e segnare una crocetta su questo itinerario portato a termine.